ad una sparatoria fuori da un supermercato a Spinea per un regolamento di conti ai danni di un 25enne la sera prima di Pasqua, arrestati 2 uomini di nazionalità straniera. La guerra è finita, ora guardo avanti, placare il dolore spetta a noi, sono le parole di Gino Cecchettin all'indomani della decisione della Procura di non impugnare la sentenza di primo grado con cui Filippo Turetta era stato condannato all'ergastolo. Non si fermano i borseggi in centro storico. Nel pomeriggio 3 donne hanno derubato una turista, tempestivo l'intervento dei carabinieri. Tir sbande, finisce contro il guardrail, traffico in tilt sulla tangenziale di Mestre, per l'intera mattinata illeso l'autista, carburante sulla carreggiata. È ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di Mestre la donna di 83 anni investita annuale a un centinaio di metri dalla rotonda poco distante dal centro. All'evento organizzato dalla Biennale di Venezia, un dialogo che ha coinvolto anche il filosofo Massimo Cacciari e il patriarca Moraglia, che hanno affrontato la questione palestina. Si chiama Raga e Regole, è il progetto educativo in un percorso di 8 mesi per aiutare i minorenni che affrontano particolari disagi e difficoltà. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque, i fatti di Spinea in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, la sparatoria della sera prima di Pasqua all'esterno di un supermercato, una vicenda che aveva preoccupato non poco la popolazione. Ebbene, ci sono 2 arresti. Tentato omicidio in concorso, questa l'imputazione che ha condotto in carcere un 37enne di nazionalità albanese e un 33enne del Kosovo. A eseguire l'arresto i carabinieri del nucleo investigativo su ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Venezia, al termine delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel parcheggio del supermercato PAM di Spinea la sera dello scorso 19 aprile. Una tensione tra 3 uomini scaturita per futili motivi, forse per un apprezzamento di troppo alla compagna di uno dei 2 da parte di un 25enne albanese. Tutto era iniziato con un acceso diverbio, i toni si erano scaldati fino a degenerare in una lite aggressiva. I 2 trentenni erano poi entrati nel supermercato uscendo poco dopo, tempo che è servito al 25enne per rimediare una spranga. Alla loro uscita, vedendolo, il 37enne ha raggiunto la sua auto presentandosi dalla vittima armato di pistola, dei colpi sentiti nitidamente anche da dentro l'attività commerciale, sparati verso di lui. Uno gli ha colpito un polpaccio. La paura aveva fatto scattare un fuggi-fuggi generale tra i clienti del supermercato alle prese con gli acquisti per la domenica di Pasqua. I 2 aggressori erano poi scappati a bordo della loro Mercedes, fuga finita appena 4 ore dopo, quando sono stati trovati dai carabinieri, ore in cui erano riusciti a sbarazzarsi della pistola. Addosso al 37enne era stata trovata anche della cocaina. Tutte e 3 le persone coinvolte risultavano abitare in provincia di Venezia, non avere un lavoro stabile ed essere gravati tutti da precedenti penali. L'omicidio di Giulia Cecchettin, ieri la decisione della Procura di non impugnare la sentenza di primo grado che ha condannato Filippo Turetta all'ergastolo. Oggi ci sono le parole del papà di Giulia, Gino Cecchettin. Con la decisione della magistratura si è chiuso il percorso giudiziario legato alla morte di mia figlia Giulia. Non esiste una giustizia capace di restituire ciò che è stato tolto, ma esiste la consapevolezza che la verità è stata riconosciuta e le responsabilità pienamente accertate. Come padre ho scelto da tempo di guardare avanti, perché l'unico modo per onorare Giulia è costruire ogni giorno qualcosa di buono in suo nome. Con queste parole diffuse tramite una nota, Gino Cecchettin ha commentato la decisione della Procura di non impugnare la sentenza di primo grado, con la quale la Corte d'Assise di Venezia aveva condannato Filippo Turetta all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, riconoscendo le aggravanti della premeditazione e del rapporto sentimentale, ma non degli atti persecutori e della crudeltà. Il processo d'appello sarebbe dovuto iniziare a giorni, ma il 23enne di Torreglia aveva comunicato con una lettera agli uffici giudiziari di Venezia la rinuncia, assumendosi la piena responsabilità del reato commesso. Può starci benissimo anche una mossa identica da parte della Procura Generale, anche perché in questo modo si è cristallizzato ormai un ergastolo molto solido, con la contestazione ormai granitica della premeditazione, ma anche nei fatti dei motivi abietti che, seppur non contestati formalmente nel capo di imputazione, comunque sono stati ritenuti sussistenti, poi che tecnicamente
si sarebbe potuti arrivare a una pronuncia anche per quello che riguardano le altre due aggravanti. Francamente a questo punto ci interessa poco, nel senso che comunque abbiamo capito tutti come è andato questo fatto, quanto crudele è stato, piuttosto è stato valorizzato il fatto che a questo punto si può pensare anche di voltare pagina, e quindi noi abbiamo accolto con favore la comunicazione che ci è arrivata dalla Procura Generale. Anche per questo probabilmente non c'è rabbia nelle parole di Gino Cecchettin, che aggiunge: continuare a combattere quando la guerra è finita in fondo è un atto sterile. La consapevolezza che è il momento di fermarsi invece è un segno di pace interiore e di maturità, un passo che andrebbe compiuto più spesso. La giustizia continua, ha il compito di accertare i fatti, non di placare il dolore. Quel compito spetta a noi. Gino è sempre stato molto saggio nelle sue dichiarazioni e quindi è giusto rispettare quello che è il suo sentimento e soprattutto il progetto che ha in mente, che ormai una volta definita questa vicenda in modo incontrovertibile, ormai granitico, può pensare di portare avanti con ancora più vigore, senza più il pensiero del processo, che vi posso assicurare, insomma. Ma credo che lo capiate anche da soli, è stato veramente pazzesco. Giulia ha infatti concluso: papà Gino merita di essere ricordata non solo per la tragedia che l'ha colpita, ma per ciò che ha rappresentato. Il dolore non si cancella, ma può diventare seme. Ringrazio di cuore tutti coloro che in questo cammino difficile mi sono stati accanto con rispetto, discrezione e affetto. L'amore per Giulia, ha concluso, continuerà ad accompagnarmi come una guida silenziosa ogni giorno della mia vita. La cronaca: non si fermano i borseggi in centro storico a Venezia. Nel pomeriggio, approfittando della distrazione di una turista, 3 donne le hanno sottratto con destrezza il portafoglio dallo zaino. Tempestivo l'intervento dei carabinieri, che hanno arrestato una 31enne e una 24enne, denunciato in stato di libertà una 21enne per furto aggravato in concorso. Tutte erano già note alle forze dell'ordine. Ed è ancora ricoverata in gravi condizioni l'anziana di 83 anni investita ieri nel tardo pomeriggio a Noale. È ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di Mestre la donna di 83 anni investita a Noale in via Ubaldo Bregolini, a un centinaio di metri dalla rotonda in centro alla città dei Tempesta. L'anziana stava attraversando all'altezza del negozio Easy Market alle mie spalle quando è stata investita dal furgoncino che sopraggiungeva. Sul posto è giunta in breve tempo l'ambulanza del SUEM per trasportare l'anziana a Mestre in codice rosso dopo averla stabilizzata. Sono giunti poco dopo anche i carabinieri, cui spetta stabilire la dinamica dell'incidente, che hanno identificato poi la persona alla guida del furgone ed effettuato i rilievi. Questa è una strada illuminata, il passaggio pedonale è illuminato, per cui da un punto di vista della prevenzione e della sicurezza mi sento di dire che la strada, insomma, non presentava condizioni particolari. Noi rinnoviamo la vicinanza alla famiglia e ci auguriamo che le condizioni migliorino, ovviamente. La dinamica è in fase ancora di indagine, quindi non sappiamo bene cosa abbia causato il sinistro. Noi, ripeto, siamo molto vicini a tutti loro. Traffico in tilt sulla tangenziale di Mestre per l'intera mattinata a causa di un incidente che ha visto coinvolto un tir. Il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro le barriere di sicurezza laterali. Lo vedete, l'uomo è rimasto illeso, ma a creare problemi è stato lo sversamento di carburante sulla carreggiata. Chiaramente è stata una mattinata molto difficile. E a proposito di viabilità, domani debutta ufficialmente sull'autostrada 4 all'altezza di Portogruaro la prima uscita obbligatoria automatica d'Italia. Il nuovo sistema brevettato da Autostrade Alto Adriatico sarà attivato in occasione dei lavori di riasfaltatura e manutenzione del ponte sul fiume Livenza. Dalle 20 di sabato alle 8 di domenica chi viaggia in direzione Venezia dovrà obbligatoriamente uscire a Portogruaro seguendo 21 cartelli luminosi controllati a distanza e una safety car della polizia stradale. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di crisi demografica. Mia mamma ha 81 anni, è vedova e io sono figlio unico. Il mio calvario è iniziato quest'estate a luglio, quando è stata ricoverata in cardiologia
e alla dimissione non era più lei. È la storia di Fabio, caregiver, una testimonianza che è simile a quella di tante famiglie che si trovano ad affrontare il decorso di malattie o situazioni in cui diventa impossibile andare al lavoro e insieme occuparsi dei cari che soffrono. Storie che portano all'attenzione, ancora una volta, della necessità a cui le istituzioni devono far fronte in una società dove ci sono sempre più anziani. La crisi demografica nel Veneto ha effetti economico e sociali importanti. Oltre il 24% della popolazione ha più di 65 anni e solo il 15% meno di 14. La fascia degli occupabili tra i 15 e i 65 anni diminuirà di oltre il 7% nei prossimi 8 anni. È la fotografia di un Veneto che invecchia e che non riesce ad attrarre i giovani. Il grido d'allarme della CGIL del Veneto che chiede vengano cambiati i paradigmi del welfare. Creare attrattività e permanenza dei giovani nella regione è un fattore essenziale per lo sviluppo. Trasversale a queste problematiche è anche il tema delle politiche abitative. Le politiche abitative sono uno dei fattori fondamentali per rendere questa regione più attrattiva, quindi occorre intervenire con una limitazione degli affitti turistici, gli affitti brevi che oggi dilagano, e per calmierare gli affitti e favorire l'accesso alla casa da parte dei giovani, degli studenti, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei migranti. Un aumento dell'età media e una popolazione sempre più anziana comportano la necessità di un cambiamento strutturale delle politiche non solo del welfare, ma anche dei sistemi di assistenza alle persone in difficoltà e non più autosufficienti. Abbiamo bisogno di maggiori finanziamenti, maggiori strutture proprio per far fronte e dare risposte concrete a queste persone che sono in una situazione di fragilità. Dialogo Moraglia-Cacciari alla Biennale. Nello scenario internazionale di oggi è possibile ancora costruire la pace vera? La pace no. È possibile un cessate il fuoco ragionevole intorno al quale costruire la possibilità di un accordo su alcune questioni. Ma mi pare che Israele non abbia alcuna intenzione di recedere dal suo obiettivo, che è quello di eliminare la Palestina come problema politico nazionale. E dall'altra parte sta procedendo perché non si è arrestata prima. Come si fa con i russi che avanzano? Sarebbe una grande iniziativa di Trump. Come sempre con il suo stile colto ma anche diretto e tagliente, il filosofo Massimo Cacciari non lascia spazio a eventuali dubbi o interpretazioni. L'occasione di parlare di pace è l'evento speciale con cui la Biennale di Venezia ha voluto dare vita alla Biennale della Parola, portando parole e preziose riflessioni. Una lettera ai giovani europei su un tema ben preciso, la pace. Chi se lo poteva mai immaginare? Che ci saremmo ritrovati intorno a un concetto ormai orbo di qualunque retorica. Viviamo in un mondo diviso in blocchi, caratterizzato da visioni ideologiche contrapposte. Al posto del dialogo dominano forme di espansionismo opposte tra loro. Ciò di certo porterà, se non cambiamo, a nuovi conflitti aggravati dalle nuove tecnoscienze, pensiamo all'intelligenza artificiale. Nasce a Mestre, Raga e Regole. Si chiama Raga e Regole ed è molto più di un progetto educativo, è un'ancora per quei ragazzini minorenni che stanno scivolando via. 10 minorenni che nei prossimi giorni daranno corpo all'iniziativa attraverso un percorso della durata di 8 mesi. Ragazzini con storie fragili, comportamenti a rischio, famiglie che non sempre possono reggere l'urto o di fatto assenti. Qui si prova a rimettere insieme i pezzi prima che la strada li inghiotta del tutto. Relazione, disciplina, ascolto è un patto chiaro, nessuno resta indietro, ma ognuno deve fare la sua parte. Di recupero sociale coinvolgendoli in varie attività. E queste attività sono un percorso
di rugby terapia, touch rugby terapia, di street art terapia, murales, di musicoterapia e di teatroterapia. Sabato 8 novembre a Favaro, all'auditorium di Via Gobbi, dalle 9 alle 13 la festa, con la presentazione ufficiale del progetto e il concerto del gruppo musicale Foglie in Movimento, promotori Hauser Mestre, Don Natalino Bonazza e Rugby San Marco. Non sermoni ma campo e disciplina, perché il rispetto di sé e degli altri non si insegna a parole, si allena, spiegano. Il rugby perché è uno sport, questi ragazzi che hanno delle caratteristiche, diciamo, da veicolare nella tranquillità. Il rugby è uno sport con molte regole, dove tu puoi, dove la loro arroganza, la loro forza fisica può essere messa a disposizione usando le regole per uno sport che ha un contatto fisico. Progetto con il patrocinio del Comune di Venezia e della Municipalità di Favaro Veneto. Noi del Comune, quando sentiamo questi tipi di iniziative, siamo ben lieti di aiutare queste associazioni per scopi così umanitari. Lo sport, il calcio con il Venezia chiamato al riscatto. Il Venezia Arpenzo contro la Sampdoria vuole riprendere assolutamente la sua corsa nel campionato di Serie B, basta passi falsi, mister Giovanni Stroppa è ancora arrabbiato con la squadra per l'ultimo passo falso. Non mi è passata, anche se poi bisogna essere molto razionali e equilibrati, perché non dico che non si riesce a capire perché si perde le partite. Però di sicuro c'è tanto di buono per pensare in positivo, c'è tanto di buono per dare continuità e dare più forza a quello che facciamo. È chiaro che dobbiamo limare quelli che sono stati gli errori. La squadra è mentalizzata, ha fatto prestazioni di una capacità incredibile anche nella fase difensiva, o soprattutto nella fase difensiva, perché come dico sempre alla squadra, la nostra fase difensiva incomincia quando abbiamo la palla. Quindi nel momento in cui la perdi, cosa devi fare, dove devi essere e quali situazioni devi adottare. È molto più semplice rispetto a quello che magari uno può generalizzare. È più che mai necessario un salto di qualità del gruppo. Dopo 23 anni, intanto, torna al Penzo da mister avversario, l'allenatore Angelo Regucci, che in Laguna ha lasciato grandi ricordi. Io credo che una squadra così non l'ho mai allenata. L'anno scorso nel finale di stagione la Cremonese è arrivata a un livello straordinario ed era un orgoglio portarla in campo, ma quasi tutte le mie squadre sono arrivate nel finale con un'identità così forte. Il Venezia in questo momento già mi sento rappresentato e ci sono delle idee forti sul campo. Sempre con Lorenzo Maier torniamo a occuparci del Delfino della Laguna. Prosegue senza sosta la mobilitazione dei cittadini per proteggere a Venezia il delfino che ormai da qualche settimana si è avventurato per ragioni sconosciute in laguna e fa così compagnia a tanti veneziani, pur in un habitat naturale che non sarebbe il suo, abituato a nuotare in mare aperto. Invece fa compagnia ai veneziani che lo notano al risveglio, ma anche al tramonto intento a giocare. Ne rimangono incantati i bambini che lo salutano, ma anche gli adulti sono da lui ammaliati. Qui nelle riprese prima dei Vigili del Fuoco di Venezia davanti ai giardini e poi della Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano che lo ha colto davanti al bacino. La questione è monitorata costantemente e quotidianamente dalla Guardia Costiera Capitaneria di Porto di Venezia, come conferma il direttore marittimo del Veneto, ammiraglio Filippo Marini. Allora, innanzitutto il delfino sta molto bene. Credo che si stia cibando abbondantemente in laguna. L'unica cosa che è importante, la Guardia Costiera ha fatto un avviso di pericolosità, è cercare di non interferire con quella che è la sua vita in laguna, quindi di non avvicinarsi con le barche, attenzione alle eliche e lasciarlo tranquillo. E poi stiamo cercando, oltre che monitorarlo, di trovare le condizioni per poterlo poi accompagnare anche fuori dalla laguna e raggiungere il mare aperto, il mare Adriatico. Tante le partite importanti
importanti che attendono la Capitaneria di Porto Veneziano nei prossimi mesi. Eccone alcune. C'è l'attenzione molto alta su tutti quelli che sono gli sviluppi a Porto Marghera. Siamo molto attenti in questo, interventi che riguardano appunto il Mose, l'utilizzo delle conche. Da Venezia e provincia è tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.